Buonasera, siamo in attesa di Mazzanti che ha un po' di ritardo per via del traffico e quindi per questo ci avete visto un po' in movimento. È arrivato ma adesso sta sistemando la macchina e quindi tra un poco arriverà. Nel frattempo però volevo chiedere ad Andrea Sperandio, il presidente di Mestre Mia, se ha voglia di salutare e di dire due parole anche delle prossime attività dell'associazione. Facciamo un po' di saluti giusto per ammazzare un po' il tempo, perché siamo in attesa di Mazzanti, che oggi c'è un po' di traffico in giro e credo stia cercando posteggio proprio qui. Siamo in Corso del Popolo, quindi intanto approfitto per fare un saluto a nome di Mestre Mia e mio personale naturalmente ai fratelli Trevisana, il luogo in cui ci troviamo ormai da qualche stagione, dove facciamo tutte le nostre, non tutte le nostre, ma alcune delle attività culturali, e questa è una rubrica che sta piacendo molto e ogni 2 settimane ci sono 5 incontri in totale, è vero Annalisa? Questo è il terzo? Sì, questo è il terzo. Abbiamo Mazzanti Libri, doveva esserci Carlo Mazzanti, ma oggi non è disponibile lui e c'è il fratello Andrea, ma insomma sempre della stessa azienda, sempre della stessa casa editrice parliamo, e quindi ancora vi chiedo solo di avere pazienza ancora qualche secondo, perché credo che dovrebbe ormai essere qui. Quali sono i nostri prossimi appuntamenti, Andrea? Vuoi ricordarli? Allora, i prossimi appuntamenti, dunque abbiamo la prossima settimana. Allora, non mi ricordo, guarda, non mi ricordo se c'è Cleo. Ah, tu dici in generale? No, in generale, sì, di Mestre Mia. In generale. Beh, diciamo che si è conclusa ieri proprio qui l'incontro che noi facciamo con l'Associazione di Difesa dei Consumatori, con Adico. Ieri eravamo qui, con chi probabilmente anche qualcuno che ci sta seguendo anche questa sera. Tra poco comincerà invece una rubrica dedicata allo sport. Abbiamo una novità molto, molto intensa, abbiamo avuto diverse richieste per parlare di un tema e di uno sport che non tutti noi conosciamo, ma che specialmente nella nostra città è molto molto diffuso. E parliamo del cricket, parleremo del cricket. Esatto, quindi da noi il cricket sembra uno sport così marginale, ma c'è un bel campionato che sembra 12-13 squadre e quindi vale la pena farlo conoscere, anche perché abbiamo avviato recentemente una rubrica curata tra l'altro dal bravissimo, a parere mio insomma, Gianfranco Bonesso, che parla della città multiculturale e lui non vuole che noi diciamo multietnica, quindi è multiculturale. Bene. Avremo un ultimo incontro e dopo lascio il mio posto ad Andrea Mazzanti, che è arrivato, lo vedo là, esatto, dietro le quinte. Esatto, avremo un ultimo incontro, appunto volevo dire, di questa rubrica dedicata alla città multietnica anche con i rifugiati, quindi parleremo di rifugiati. Bene. E sai che ne avevamo parlato, sì, certo. E lo stiamo mettendo a punto, quindi sarà una bella... Welcome Refugees Italia. Con Welcome, esatto. Bene, mi fa piacere. Refugees Italia, esattamente, con Silvia Rizzo, che salutiamo perché so che ci sta seguendo da qualche giorno. Bene. Nel frattempo è arrivato Andrea Mazzanti, che lo invito a sedersi al mio posto. Vi alternate. Benvenuto. Benvenuto, grazie mille. Benvenuto. Benissimo, perfetto. Allora, come dicevamo appunto, per oggi noi attendevamo il fratello. Io sono molto felice di avere Andrea, naturalmente, Carlo Mazzanti, che appunto ha avuto un imprevisto e non può essere qui con noi, però Andrea lavora con lui, è a pieno titolo la persona adatta a parlare della casa editrice Mazzanti Editori e quindi sarà un piacere conversare con lui. Allora, io mi ero preparato una bella scheda su Carlo, però nel frattempo insomma qualche notizia, qualche informazione su Andrea l'abbiamo recuperata. Allora, 60 anni, me l'ha detto lui, quindi lo posso divulgare, ha fatto studi classici e ha una laurea in giurisprudenza. Poi mi è piaciuto molto, devo dire che nelle righe di così mini biografia che gli ho chiesto ha inserito
un dato che non molti scrivono, devo dire, quindi l'ho trovato interessante, che è sposato con Angela e che ha 2 figlie, Francesca e Giorgia, quindi ha voluto, come dire, inserire questo aspetto familiare che ho trovato molto, molto carino. Mi fa piacere. Ecco, è editore dal 1993, è giornalista iscritto all'ordine da 30 anni, quindi insomma ha una grande esperienza. Allora, poi farò 2 domande, ma intanto inquadriamo la casa editrice. Allora, Mazzanti Editore è una casa editrice specializzata sia nell'editoria cartacea che nella produzione di applicazioni per smartphone, tablet, a Apple ed Android, quindi è al passo con i tempi e si interessa appunto di queste nuove strumentazioni e tecnologie, di e-reader e altre possibilità. Ecco, in questo settore realizza delle app non standardizzate ai settori del turismo, della cultura, dell'enogastronomia, dello sport, dei servizi e dell'informazione. La tradizionale produzione informativa e libraria, dedicata a riviste, narrativa, saggistica, manualistica, è disponibile dunque in formati elettronici EPUB, PDF o app, utilizzabili sia su supporti elettronici per garantire alle opere la più ampia diffusione e fruizione. Ecco, questo ho trovato una cosa molto interessante perché è la prima volta che ne parliamo. Abbiamo già fatto appunto 2 incontri con editori, abbiamo avuto Helvetia e Linea Editore, però questo aspetto mi pare che con questa casa editrice Mazzanti, che adesso conosceremo meglio attraverso uno dei suoi 2 responsabili, sia un terreno, un territorio piuttosto interessante da sviluppare e da affrontare. Ecco Andrea, allora che cosa mi racconta? Intanto vorrei capire un po' la storia, perché abbiamo sempre cominciato con la storia delle case editrici. Come è nata Mazzanti Editore? Allora vorrei fare una battuta quasi, no? Sì. E direi che la nostra casa editrice è nata quando all'età di 10 anni all'incirca io mi lanciai giù per una scarpata con la bicicletta, mio fratello mi fotografò e pubblicammo il giornale del condominio nel quale vivevamo, quindi era proprio nella vostra dimostrando natura, che forse era proprio nel nostro DNA quello di fare gli editori e di occuparci anche di informazione, però abbiamo anche creato una fake news in realtà allora e quindi non ci ha fatto tanto onore questa cosa. Spero che nel tempo invece ci siamo guadagnati un po' più di credibilità, in particolare come dicevamo dal 1993, quando abbiamo iniziato la nostra attività qui a Mestre, che è la città che ci ha ospitato e ci ha fatto Quindi voi abitate crescere. E lavorate a Mestre? No, noi abitiamo a San Donà di Piave. Ah, a San Donà. E abbiamo sempre fatto i pendolari. E Mestre è la città che ci ha aperto le braccia e le porte e che per noi è la nostra città di adozione in sostanza, perché quando ci si realizzano i propri desideri, si realizzano i propri sogni, i luoghi diventano, da fisici si trasformano anche in metafisici, ti entrano dentro e credo che insomma noi possiamo ben dire di sentirci editori mestrini e veneziani, anche se la nostra editoria da sempre è una editoria che potremmo definire un po', con un termine forse un po' abusato, global, nel senso che da subito ci siamo dedicati a tematiche e a produzioni anche di tipo internazionale, perché dal 2003 pubblichiamo una rivista in 2 lingue. Siamo stati gli editori della rivista di Venezia, che era la rivista del turismo veneziano. Con Atlantis ci occupiamo di geopolitica e di relazioni internazionali da tanti anni. Organizziamo un festival che è il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, che si terrà tra l'altro nella sua seconda edizione a Jesolo del 5 al 7 di maggio, quindi io invito tutte le persone che sono sensibili a questi temi, che oggi sono particolarmente importanti, non sono soltanto diventati prioritari nell'agenda dei nostri governi, ma anche nella vita di tutti noi, a intervenire, a partecipare, perché saranno molte le personalità e saranno tanti temi che con una logica multidisciplinare
verranno affrontati. La sede di questo convegno? È a Jesolo, al Teatro Vivaldi, dal 5 al 7 maggio. Diciamo, l'approccio è un approccio multidisciplinare, quindi non è soltanto di tipo accademico, non sarà soltanto di tipo militare, non sarà soltanto di tipo diplomatico, ma vedrà un po' tutti questi aspetti messi insieme, tenendo conto degli aspetti economici, tenendo conto di quelli della salute. Sarà presente il Presidente Zaia il venerdì alle 12, dove farà un intervento sulla gestione della pandemia, come il modello Veneto, come modello di gestione di una crisi mondiale dal punto di vista sanitario, e tanti altri ospiti anche internazionali. Però, come dicevo, nel 93 noi abbiamo iniziato questa nostra attività qui. È stata un'attività che inizialmente è stata più legata al mondo dell'informazione, essendo noi giornalisti di professione e anche di estrazione, e poi nel 1998 invece pubblicammo il nostro primo libro in una collana editoriale dedicata ai giornalisti che scrivevano per rimanere legati a questo mondo. Il primo libro fu Lo dico di Dino Tonon, allora caporedattore dell'ANSA del Veneto, un libro particolare, un libro di racconti dedicati alla vecchia ferrovia di Cortina, no? La famosa ferrovia su cui adesso c'è un tracciato invece ciclabile, e fu subito un successo. Stampammo e vendemmo 10.000 copie e ci trovammo in una situazione proiettata immediatamente in una dimensione editoriale che non pensavamo di poter affrontare subito con quei numeri. Da lì è iniziata una lunga storia che è passata alla narrativa, dalla narrativa alla saggistica, alla manualistica, alla poesia, un po', insomma, possiamo dire di essere editori generali. Uno sguardo ampio. Ci tengo a dire, e soprattutto al pubblico, mettere in guardia da un lato e dall'altro lato individuare il ruolo dell'editore, perché purtroppo questo è un settore nel quale forse c'è non una completa conoscenza dei meccanismi che regolano. Abbiamo pensato di fare questo ciclo e avete fatto proprio per far conoscere che cos'è il mestiere dell'editore. Perché è chiaro che pur essendo legato alla produzione libraria e alla sua diffusione, il mestiere dell'editore non è quello del tipografo. Quindi non è quello di avere come cliente un autore che si presenta e pubblica un libro, ma è quello di avere come cliente un lettore, e quindi di dover avere una linea editoriale, di selezionare i titoli, di garantire all'autore di inserirsi in un rapporto di relazione con la casa editrice. Gli viene affidato un editor che lo accompagna in quello che normalmente lui ritiene essere semplicemente la parte finale della propria produzione letteraria, cioè il romanzo l'ho già scritto, invece poi scoprono che lì comincia la storia. Esatto. Noi tra l'altro siamo stati promotori e soci fondatori dell'Associazione Italiana degli Editori Veneti, che in collaborazione anche con la Regione Veneto abbiamo costituito 3 anni fa, di cui siamo stati presidenti per i primi 2 anni come casa editrice, e ci teniamo a sottolineare che questa associazione non ha soltanto un'attività come scopo, un'attività di servizio nei confronti degli editori iscritti, che sono una 50, ma anche di vigilanza, perché il mondo editoriale purtroppo è anche un mondo nel quale molti si presentano con l'etichetta dell'editore e poi invece chiedono soldi agli autori. Ah beh, certo. Ecco, questa è una cosa che va sottolineata. L'editore è un si inventano dei concorsi, sì, e poi certo, e dopo chiedono, saltano fuori tantissimi certo, selezionati e dopo chiedono contratti a pagamento. Diciamo che da Collodi in poi la favola insomma, del gatto e della volpe la conosciamo bene, no? Certo. Ecco, allora noi non evitiamo di proporre orti dove crescono gli zacchini d'oro, creiamo le condizioni perché invece gli autori che meritano possono trovare un terreno fertile per esprimersi. E su questo ci terrei a fare una sottolineatura, perché prima di affrontare i temi sugli scenari che aspettano il mondo dell'editoria nel presente e nel futuro, forse sarebbe meglio guardarsi un attimo prima alle spalle, conoscere qual è la nostra storia, il nostro passato
e su cosa si basa la nostra funzione, per poi guardare con più serenità anche a ciò che vorremmo essere e vorremmo diventare nel futuro. L'editore è sostanzialmente quell'imprenditore che è un po' particolare nel settore dell'economia, perché non può e non deve guardare soltanto al profitto, quindi all'organizzazione dei beni e dei servizi per l'esercizio di un'attività di impresa, ma deve anche essere cosciente che sta svolgendo un ruolo che è un ruolo, mi permetto di usare un termine particolare, perché sia per gli editori sia per i giornalisti ci deve essere il senso della missione, no? Che è un ruolo sacro, che è il ruolo di attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, che è l'articolo 21 che riconosce la libertà di espressione e la libertà di informazione. Ora è evidente che in una società in cui non ci sia una situazione tale, e purtroppo ne vediamo nel mondo, in cui ci sia una prevalenza dell'identità dello Stato anche nell'esercizio dell'attività economica, tocca alla società civile creare le condizioni perché questo possa avvenire, perché l'enunciazione di un diritto di tipo formale, cioè io affermo che esiste il diritto alla libertà di espressione, veda anche la realizzazione degli strumenti in grado di trasformare quel diritto in un diritto sostanziale, cioè io ti metto nelle condizioni di esercitare realmente quel diritto. E gli editori sono proprio coloro i quali creano le condizioni, creano gli strumenti, lo fanno nell'informazione, con i giornali, con le tv, con le radio, con oggi il web, lo fanno nella cultura, con l'individuazione dei titoli, delle opere che ritiene che nella propria linea editoriale abbiano una funzione di crescita, di sviluppo, che portino un vantaggio. Cioè l'editore non crea un'utopia, no, Tommaso Moro, il luogo che non esiste, ma perfetto. Cerca di creare una eutopia, cioè un buon luogo dove si vive, cercare di creare le condizioni perché la società civile abbia un spazio di crescita e di miglioramento basato sulla crescita culturale e informativa. A questo noi abbiamo sempre guardato, su questo abbiamo cercato di costruire le radici, anche a volte sfuggendo delle tentazioni, perché è chiaro che ci sono delle operazioni che sono più redditizie rispetto a quella di guardare a questo tipo di editorie, e bisogna invece pensare che il vero reddito è anche la restituzione al territorio. Noi dicevamo prima, questa è una città che ci ha aperto le porte, no? Cerchiamo anche noi di fare qualche cosa di utile. Siamo appena diventati editori, ad esempio, del Premio Nazionale Città di Mestre di Poesia, del Premio Città di Mestre di Narrativa. A giugno presenteremo le opere finaliste e poi fino a settembre usciremo, cercheremo di portare la città anche fuori, no? Nei luoghi di aggregazione per conoscere questi autori fino alla definizione del vincitore. È una restituzione che quindi è anche un'attività di scouting in qualche modo? Certamente, cioè di cercare lo scouting, anche nuovi autori? Certo, lo scouting è ovviamente fondamentale, perché voi immaginate quanti sono gli scrittori in Italia. Diamo due numeri. In Italia vengono registrati circa 14.000 codici ISBN all'anno, solo in Italia. Questo significa che se metà di questi codici in realtà sono quelli legati alle opere su carta, ogni anno una libreria dovrebbe ospitare almeno 7.000 opere in termini di novità. Naturalmente bisognerebbe che le librerie fossero degli enormi capannoni, degli enormi depositi alla Amazon, ai noi, per poter fare un'operazione di questo tipo. Allora siamo un paese che spesso scrive più di leggere, e quindi in una logica di domanda e offerta del mercato in realtà è un po' sbilanciata, un po' di squilibrio. Quindi diciamo così, la missione di individuare e di scegliere ciò che vale la pena di pubblicare
è fortemente correlata all'identità della casa editrice, a qual è la linea editoriale, alla politica editoriale di una casa editrice. Certamente io non condanno chi pubblica i libri di barzellette, perché è giusto che ci siano anche quelli, però ovviamente ognuno cerca di interpretare il proprio ruolo. Ha il suo pubblico, certo. Esattamente. Senta, venendo a cose più, diciamo, concrete, come è organizzata la casa editrice? Cioè, avete dei lettori di fiducia che magari leggono manoscritti e poi ve li propongono? Lei parlava prima di editor, quindi affiancate all'autore, che è una cosa fondamentale, appunto un'attività di editing sul testo, quindi di correzione, di analisi, anche che entra nel merito del plot alle volte, no? Se qualcosa non funziona, non è particolarmente convincente, eccetera. E quindi adesso non voglio appunto entrare e essere indiscreta, sì, non vorrei essere indiscreta, ma quante persone ruotano all'interno della vostra redazione, della vostra casa editrice? Allora, noi dobbiamo distinguere il fatto che una casa editrice che si occupa di tanti temi differenti, ovviamente non ha la possibilità al proprio interno di avere una redazione fissa, diciamo, che sia in grado di rispondere a un'esigenza di questo tipo in modo completo, per cui con noi diciamo che collabora una redazione interna in cui ci sono 6 persone che si occupano specificamente dell'editing e della valutazione dei titoli, però in realtà abbiamo una rete di collaboratori esterne professionalizzate che ci aiutano a individuare, a fare una prima scrematura dell'opera, perché è chiaro che in una casa editrice in cui può arrivare di tutto, dal titolo che può avere una valenza accademica a quella che invece può avere una valenza meramente legata al divertissement, è chiaro che dobbiamo anche cercare di essere onesti con noi stessi e quindi di cercare delle risorse laddove la società propone delle risorse, il mondo universitario, il mondo professionale, che hanno delle competenze specifiche, certo. Per cui direi che, tra l'altro, noi abbiamo un approccio un po' particolare, ci tengo a dirlo, tra l'altro siamo una cooperativa, in cui gli autori che entrano a far parte del catalogo della casa editrice, in realtà iniziano un rapporto di relazione con la casa editrice che va oltre il rapporto contrattuale ed entra nel seminato del rapporto di cenacolo letterario. Questo me l'ha raccontato Guido Vianello. Bravissimo Guido Vianello, che è un nostro l'abbiamo invitato spesso a presentare i suoi romanzi quando facevamo i cicli appunto dedicati ai libri, e lui mi aveva raccontato appunto che collabora in qualche modo con la casa editrice. Certo, perché sono delle risorse, sì, lo salutiamo Guido, è un nostro carissimo autore, bravissimo autore, tra l'altro è uscito un libro nuovo adesso. Esattamente, Amaro come la morte è il terzo volume delle storie dei racconti del commissario Silvestri, che non è più commissario, adesso è vicequestore perché lo hanno promosso, quindi l'indagine di Biagio Silvestri. Congratulazioni a Biagio Silvestri e a Guido naturalmente. Certo. E Guido ad esempio coordina la collana Giallo e Nero e quindi da autore è anche entrato nella vita della casa editrice in questo senso, così come ovviamente abbiamo dei comitati scientifici che invece sono preposti. Abbiamo una collana dedicata da sempre agli studi internazionali, alle relazioni internazionali. È chiaro che non si può pensare di tenere all'interno delle risorse di questo tipo. Collaboriamo con il Circolo di Studi Diplomatici di Roma, con il CESMAR, che è il Circolo di Studi Strategici e Marittimi, e cerchiamo ovviamente di massimizzare le loro competenze, non tanto a vantaggio, come dicevo prima, di una speculazione, ma quanto per essere coerenti con la missione, che è quella di cercare di generare delle opere, di creare delle opere che abbiano valore assoluto. Poi l'assoluto non esiste, però che comunque possano dare un contributo alla crescita e allo sviluppo. Naturalmente poi ci vuole un'organizzazione interna, quindi un comparto grafico per l'impaginazione, e poi ci vuole un comparto anche per le traduzioni, perché ad esempio noi stiamo pubblicando in italiano un'opera spagnola
di Antonio López Pina, che fu presidente del Partito Socialista Spagnolo e che ha scritto un'opera interessante, un saggio interessante, si intitola La questione tedesca, un tema molto attuale all'interno dello sviluppo dell'Unione Europea, e altri titoli. Abbiamo tradotto sempre dallo spagnolo un bellissimo libro che uscirà a maggio e presenteremo al Consiglio d'Europa a Venezia, Ostaggio per sempre, che è stato scritto dal vicepresidente, l'ex vicepresidente del Perù, che ha l'introduzione del presidente della Corte Costituzionale peruviana, e che racconta la vicenda che avvenne alla fine degli anni 90, quando un gruppo di guerriglieri, Tupamaros, presero in ostaggio centinaia di persone nell'ambasciata giapponese a Lima, in Perù. E da quell'evento, raccontato dall'interno, perché l'autore è stato uno degli ostaggi, racconta anche poi la sua esperienza. Non solo la sua esperienza, ma fa anche comprendere come di fronte a degli eventi così epocali, così grandi, il ruolo che la stampa del paese ha, il ruolo che le opinioni politiche delle forze politiche entrano a far parte, e quando si vivono queste cose, stando all'interno, in cattività, all'interno di una situazione di quel tipo, si ha una percezione quasi di disperazione, perché il dialogo, il dibattito si astrae e sembra quasi che si parli di principi ma non di persone, e in realtà detenuti in quella situazione di cattività sono centinaia di persone, certo, che vedevano questa rappresentazione di quello che accadeva nelle tv, l'ascoltavano nelle radio, rendendosi conto che di loro non importava nessuno, perché in realtà erano in una situazione, diciamo, strumentale per gli uni e per gli altri. Questo è per dire del tema. Ce ne sono, noi abbiamo circa 70 titoli all'anno in pubblicazione, sono tanti. Ecco, sì, questa è una domanda che volevo fare, sono tanti effettivamente. Sono tanti, detto che infatti sono tenuto a sottolineare che sono arrivato a 60 anni perché è logorante, nel senso che alle 8 sono a Monselice a presentare un libro questa sera, ieri sera ero a Monteberico a presentarne un altro. E qui entriamo in un altro argomento che mi interessa molto e che interessa molto ai nostri ascoltatori, ma anche agli autori, no? Quelli che si interessano di pubblicare quello che hanno scritto, eccetera. La promozione, no? Che è uno dei tasti dolenti dell'editoria, la distribuzione, no? Soprattutto nelle piccole case editrici che hanno magari uno sviluppo territoriale, che quindi fanno un po' fatica a emergere anche a livello nazionale. Voi come vi regolate? Vedo che quindi lei è presente e quindi è molto attivo anche personalmente nella presentazione dei libri, cosa che appunto si discuteva anche con Lisa Marra di Linea Edizioni e anche con Daniela Spagnol, che è venuta la volta scorsa, e sono molto presenti, ci tengono, vanno alle presentazioni dei propri libri. Lisa ha mosso i primi passi nella nostra Lisa ha mosso i primi passi nella nostra casa editrice tanti anni fa. È vero. Quindi ci teniamo anche, no, a questo, perché lo scouting non funziona soltanto con gli autori, ma anche nella formazione delle persone, perché chi è passato nella nostra casa editrice, a me fa piacere, no, che chi magari non è più nella nostra casa editrice abbia comunque un successo personale, perché altrimenti rischieremmo di valutare il concetto di competizione in maniera sbagliata. Siamo in un mondo globalizzato e forse noi dobbiamo più collaborare che non competere. Non farci la guerra, ecco, certo. E questo credo che sia importante, anche l'idea di rappresentarci in un'associazione di editori indipendente, serve anche per riuscire a fare un ragionamento di tipo culturale nei confronti del mondo editoriale. Io ci credo fortemente anche come scrittori, no? Io credo moltissimo nella collaborazione, nel fatto di fare gruppo tra scrittori, di esserci, no? Gli uni per gli altri, non dico di farsi promozione, però di considerare il lavoro degli altri, perché è sempre un arricchimento. Ma anche in modo concreto, noi penso che durante la pandemia poi è diventata una cosa che tanti hanno fatto e ci fa piacere che altri l'abbiano fatto.
ma proprio durante la pandemia, quindi quando eravamo proprio tutti chiusi dentro, noi abbiamo convocato i nostri autori proprio perché abbiamo questa rete, no? E noi abbiamo una chat nella quale tutti i nostri autori sono collegati tra di loro, scambiano opinioni, e io lanciai un ballon d'essai e disse: bene, pensate a cosa avrebbe potuto voler dire se i grandi autori che sono nel nostro cuore e che erano coevi in un certo periodo storico, ad esempio durante la Grande Guerra, piuttosto che durante la Seconda Guerra Mondiale o durante i grandi eventi della storia, avessero lasciato una loro testimonianza in contemporanea, avessero scritto un racconto, avessero scritto un testo e lo avessero non col senno di poi, non con la consapevolezza dello storico, ma con il sentimento dell'artista, dell'autore, avessero espresso una propria visione di quello che accadeva. Li ho stimolati a scrivere un racconto sulla pandemia. Abbiamo pubblicato questo libro, Covid-19, proprio si intitolava così. È stato un libro che è stato stampato e pubblicato durante la pandemia, apposta per sfidare l'idea che la distribuzione, che il tradizionale approccio che noi abbiamo con il mondo dell'editoria, come immaginiamo che sia, in realtà è sbagliato. Noi abbiamo avuto una crescita durante il periodo della pandemia importantissima. A differenza di altri, avete verificato che le persone hanno ripreso a leggere? Abbiamo verificato che nei momenti di difficoltà le persone cercano rifugio nell'intimità e soprattutto leggono, ma in particolare abbiamo verificato che la grande casa editrice nei momenti di difficoltà perde il vantaggio competitivo delle rendite di posizione. Un esempio semplice, no? Cioè, se io sono anche proprietario della più grande azienda di distribuzione che abbiamo in Italia, è evidente che insomma, quando vado a fare un corso di formazione, i librai sono tutti dei cari amici, ma bisogna dirle queste cose, no? Vado a fare i corsi di formazione per chi lavora nelle librerie, è abbastanza evidente che lo faccio e cerco di portare acqua al mio mulino, cioè chi è distribuito dal mio distributore ovviamente dovrà essere quello che in qualche maniera è privilegiato. Nella situazione di crisi, dove c'è una situazione di appianamento, dove il concetto di rendita di posizione attraverso il presidio degli strumenti distributivi viene meno, e dove entra invece in gioco il valore di ciò che ho scritto e la mia capacità di comunicare, cioè la mia capacità di riuscire a raggiungere attraverso degli strumenti, in questo caso digitali. Noi, come ha detto, dal 2009 siamo anche in questo settore. Chi è riuscito? Noi ad esempio siamo andati a finire nel sito nazionale del Ministero della Digitale, quello dell'innovazione, perché abbiamo avuto subito un'iniziativa, abbiamo messo a disposizione gratuitamente dei lettori un ebook al giorno. Quindi chi entrava nel nostro sito ogni giorno poteva scaricare un ebook, c'era un ebook gratuito. Abbiamo avuto 70.000 scaricamenti. Uno dirà: ma sei un irresponsabile, hai regalato sostanzialmente dei libri, quei poveri autori che si sono visti. No, perché quei 70.000 scaricamenti sono stati per metà di libri gratuiti, per l'altra metà chi entrava nel nostro sito vedeva altre cose e acquistava. E quindi in realtà saper muoversi, comunicare, certo. Cogliere le situazioni, le non approfittare, ma saper cogliere, cioè trasformare in attività positiva quello che può sembrare un momento di negatività e difficoltà. Certo. Questo lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, perché è sbagliato puntare sulle debolezze, puntare sui momenti di difficoltà e trovare delle giustificazioni e degli alibi. È utile invece essere attivi, cioè cercare di cogliere le opportunità, certo. Anche nelle situazioni, certo. Più complicate. E una di queste
è il momento di transizione straordinario che in questi ultimi 20 anni stiamo vivendo dal punto di vista tecnologico. Cioè, volevo arrivare lì alle applicazioni, perché per esempio io mi sono scaricata un po' i temi di queste app, che sono molto interessanti soprattutto per il nostro territorio, ma non solo, come per esempio quello che più mi ha colpito, perché conosco chi se ne è occupato, è una persona di grande valore, i luoghi di Mario Rigoni Stern. Non ho tirato fuori il telefonino perché sono un maleducato, ma semplicemente perché è utile a ciò che stiamo, esatto, che stiamo dicendo. Quindi ci sono appunto, è diventato anche un libro poi questo dei luoghi di Mario Rigoni Stern, ma c'è un'applicazione che utilmente si può abbiamo fatto anche un passo oltre. E poi volevo dire un po' così di luoghi, cioè, perché si possono utilizzare anche per organizzare delle passeggiate, delle gite, delle situazioni anche di svago intelligente e di approfondimento del territorio. Quindi il Bacchiglione, il Bassopiave, il Delta del Po, Colli Ugani, Navigli, il Giralemene, proprio la Laguna Nord di Venezia, il Tagliamento, la cucina regionale italiana. E poi ci sono anche luoghi letterari, Antonio Fogazzaro e la Villa Barbarigo di Noventa, Venezia Orientale, le piste ciclabili in bici. Insomma, c'è una grande panorama di proposte che il pubblico può utilizzare attraverso la rete. Quindi se vuole adesso dirò una cosa terribile. Muovete. Adesso dirò una cosa terribile. Terribile, addirittura. Stiamo già parlando del passato. L'evoluzione tecnologica e l'evoluzione delle abitudini è così veloce, così rapida, che devo dire che quando oggi parliamo delle applicazioni come strumento di fruizione del contenuto editoriale, purtroppo stiamo già parlando di una fase dell'evoluzione storica della comunicazione editoriale che è già transitata, ci sta già sfilando davanti. Purtroppo per varie ragioni, e i trend internazionali ovviamente contribuiscono molto in questo senso, l'orientamento principale che si sta adesso avendo nel settore delle applicazioni per smartphone non è più quello del contenitore editoriale, bensì è quello dell'utility e della, diciamo così, sovrapposizione al ruolo degli editori nazionali delle grandi major della comunicazione digitale, che, devo dire, ai noi, da un certo punto di vista, come un cavallo di Troia si sono presentati facendoci credere di essere un veicolo per le nostre informazioni, ma in realtà, dopo aver fatto questo tipo di penetrazione, semplicemente ci hanno profilato e si sono sostituiti, cioè sono diventati loro i veri grandi editori internazionali che utilizzano la produzione degli editori locali per farne un prodotto di tipo proprio, valorizzando i cosiddetti big data, trasformando quindi l'operazione della produzione dei contenuti in un pretesto per poter utilizzare invece la vendita dei dati personali. Questa è una riflessione che va fatta, perché è una riflessione che eticamente ci deve coinvolgere e non ci può lasciare fuori da un agone, da una partita di questo tipo. Facendo una riflessione di questo tipo, e mi piacerebbe poterne parlare insieme questa sera, e noi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Quindi eravamo diventati sostanzialmente dei produttori di applicazioni. Dall'anno prima della pandemia abbiamo avuto un'idea. Nel mondo qualcuno dice che vale più un'idea di una fabbrica, no? Anche perché una fabbrica non la puoi costruire se non hai prima un'idea, no? E devo dire che su questo stiamo facendo una grande scommessa non soltanto come casa editrice, ma una grande scommessa secondo me come futuro dell'editoria in generale. E la riflessione parte da questo: siamo di fronte a un grande trend di cambiamento che non può non coinvolgere l'editoria. Io credo che una evoluzione dell'editoria di questa portata l'abbiamo avuta soltanto con l'invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg, che ha cambiato non solo la stampa, ma ha cambiato anche la scrittura.
perché ovviamente trasformando un prodotto, uno strumento in grado di essere diffuso urbi e torbi alla massa delle persone, ha cambiato anche il contenuto di ciò che andava a finire in questo strumento, e quindi la lingua, la forma del libro, assolutamente, ha cambiato la forma del libro, e oggi non sta forse cambiando la forma del libro. Oggi questa rivoluzione digitale non sta forse indicandoci un percorso di cui noi non conosciamo la strada d'uscita, conosciamo soltanto la carreggiata nella quale stiamo correndo, cioè non conosciamo il futuro, dobbiamo solo interpretare il presente per cercare di essere pronti alle sfide del futuro. Allora io faccio questo ragionamento e sottolineo molto italiano. Su questo mi sento anche un po' orgoglioso, no? Di dire, finalmente diciamo sempre male di noi italiani, e adesso partirò con una cosa che è negativa, ma cerchiamo di trasformarla in modo positivo. C'è un trend mondiale che riguarda la digitalizzazione dei libri, il superamento del concetto di carta per passare a quello dello strumento digitale. Parliamo dell'ebook, ormai è già vecchio l'ebook, è una cosa che conosciamo da tempo, è una cosa che in qualche maniera tutti noi a tutti noi è nota. Nel mondo il 65% del fatturato editoriale è su ebook e non più su carta. Tenendo conto che un ebook in medio costa quasi un terzo rispetto a un libro di carta, significa che il numero di libri venduti è pari a circa l'80%. Quindi nel mondo su 100 libri 80 sono ebook e 20 sono di carta. In Italia questo non avviene. In Italia è tutto il contrario. Su 100 libri venduti 98 sono di carta e 2 sono digitali. E per fortuna! Oh, brava, mi piace! Ma posso allora dire? Io non sono contrario, allora, io non riesco a leggere più di tanto. Bravissimo. Ce l'ho anche, sai, il lettore di leader, però cioè, allora, a me io ho bisogno della carta. Dobbiamo farci una domanda. Perché questo avviene in Italia? Allora, guardi che anche noi inizialmente la risposta che ci siamo dati è stata una risposta negativa, cioè ai noi gli italiani sono indietro. Perché la prima cosa che ci viene in mente a noi italiani è quella di tirarsi addosso. Posso dire una cosa? Nel mondo della musica si sta tornando al vinile. Bravissima. Ok, allora quindi come mai no? C'è questa resistenza si sta trasformando in una resilienza da questo punto di vista? Come mai? Allora, la riflessione che facciamo noi abbiamo fatto noi è stata questa, e quindi poi parleremo proprio di una cosa particolare. Non è che in un paese che detiene il 75% dei beni culturali del mondo, non per meriti propri, perché noi italiani purtroppo da questo punto di vista non possiamo affermare di avere dei meriti particolari, è la nostra storia, sono i nostri predecessori che hanno generato questa situazione per la quale noi beneficiamo di questa cosa, ma noi viviamo nella bellezza. Noi siamo abituati fin da piccoli a crescere, a svilupparsi con un concetto estetico dell'esistenza che altri non hanno. Hanno quello della necessità, hanno quello di tante altre questioni, della matematica, dell'organizzazione, ma quello della bellezza è un patrimonio che ci spetta di diritto. E questo senso di bellezza, anche se poi non studiamo, abbiamo meno lauree di altri paesi, abbiamo meno specializzazioni di altri, abbiamo qualcosa che gli altri non hanno. Questo qualcosa, scusatemi, sono due parole, si chiama buon gusto. Perché l'idea di nascere e crescere nella bellezza, quindi di essere abituati a riconoscerla, ci abitua ad un approccio con le cose, che è quello del buon gusto. Abbiamo buon gusto nel vestire, abbiamo buon gusto nel mangiare, abbiamo buon gusto nel bere, abbiamo buon gusto nel rapporto con l'arte, con l'architettura e l'urbanesimo. Un paese, un popolo che ha buon gusto, a un certo punto ha detto no. Io a questo non rinuncio. Non rinuncio, perché il libro, la forma libris tradizionale, va oltre la dimensione del contenitore e assume quella della relazione, dell'oggetto che ha la capacità di stabilire un rapporto intimo e personale con le persone. Facciamo solo un esempio, lo diciamo per chi magari dice concretizziamo questo concetto. Pensiamo a quanto bello è regalare un libro a una persona. Si mettono in moto due percorsi.
quello di pensare che cosa a quella persona piacerebbe ricevere, come pensa, come ragiona, quali sono le sue aspettative, le sue inclinazioni, i suoi gusti, e dall'altro lato quello che a noi piacerebbe dare a questa persona, in ragione anche di quello che a noi piace, perché è una forma di sviluppo e di crescita collettiva, reciproca. Regalare un libro, regalare un pezzo di sé, è come regalare un libro che ci è piaciuto, che abbiamo amato, è come regalare qualcosa di se stessi. Ma al di là del rapporto tra persone, con cos'è che abbiamo un rapporto così intimo, che non sia un essere umano, che non sia una persona o un animale domestico, con il quale instauriamo una relazione costruttiva, reciproca, come con un libro? Pensiamo ai libri che abbiamo letto, che ci hanno dato qualcosa, hanno fatto crescere, ci hanno fatto pensare, ragionare, ci hanno fatto arrabbiare, piangere, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto ridere. E allora, il rapporto con un libro è un rapporto umano. Allora, l'umanesimo nasce nel nostro paese, mette al centro l'essere umano, la persona, è in grado di costruire anche un sistema di education che faccia crescere l'essere umano, la persona, nella sua globalità, nella sua complessità. Non è come in certi altri paesi in cui si dice: tu sei bravo in matematica, beh, farai il matematico per tutta la vita. Tu sei bravo, farai quello per tutta la vita. No, noi cerchiamo di essere anche qualcosa di più, tanto è vero che i nostri giovani, quando vanno nel mondo a studiare, a lavorare, eccetera, sono apprezzatissimi perché hanno il problem solving, hanno la capacità di estraniarsi dal problema, di vederlo nella sua complessità e di risolverlo. Altri non ce l'hanno. Perché questo? Perché hanno una cultura che è fondata sul concetto di umanesimo, cioè di complessità, di conoscenza della complessità dell'esistenza attraverso la persona. Il libro è uguale. Come fare, ci siamo chiesti, per premiare questa resilienza del lettore italiano, per dimostrare che non siamo dei trogloditi che invece negano l'avanzamento della tecnologia, ma che stanno vedendo un po' più lontano degli altri, oltre l'orizzonte che magari altri hanno più vicino rispetto al nostro. Fare in modo che il libro di carta possa in qualche maniera affermare il proprio ruolo anche nella digitalizzazione della comunicazione e dell'informazione. E lì è nata l'idea. Abbiamo pensato e l'abbiamo chiamato MetaLiber. MetaLiber, poi dopo è arrivato Zuckerberg che ha voluto fare il metaverso, ma noi abbiamo registrato questo, l'abbiamo registrato ben prima che a Zuckerberg venisse in mente questa cosa. È un marchio registrato, è anche una modalità d'uso registrata. E come funziona? Funziona così. Noi ai nostri autori, ecco perché c'è questa relazione particolare, chiediamo quando scrivono anche un'altra cosa: vogliamo che leggano e registrino il loro libro. Non un audiolibro, ma il libro letto con la voce dell'autore. Perché vogliamo generare una nuova esperienza di lettura. Vogliamo fare in modo che attraverso un libro di carta si possa avere una decodificazione logica, che è quella che facciamo con un lobo del cervello, che è quella che è deputato a decodificare logicamente un codice, che è la scrittura, come la matematica, che è un po' freddina, però dobbiamo mettere in moto tutta un'altra serie di meccanismi che sono sedimentati culturalmente dentro di noi per cercare di elaborare poi successivamente la cosa. Allora abbiamo detto anche: perché non anche ascoltare il libro, riconoscendo, entrando in intimità con l'autore, quindi facendo un passo oltre di conoscenza anche personale dell'autore. L'ascolto avviene con l'altro lobo del cervello, che è quello deputato ai sensi, è quello deputato all'emotività. E non è un caso che noi diciamo ai nostri figli: studia e legge ad alta voce, ripete ad alta voce perché ti resta più impresso. Lo facciamo perché sappiamo che è una prassi, perché funziona, ma in realtà dal punto di vista funzionale è perché riusciamo a usare, oltre che la razionalità, anche l'emotività, e quindi fissiamo il ricordo. Quindi chi compra il libro ha la possibilità, attraverso che cosa? Di ascoltarlo? Allora, noi abbiamo fatto un'app gratuita che si chiama Ammazzanti Libri MetaLiber. Sì. Si scarica e si usa in simbiosi con il libro, per cui se si vuole si legge solo il libro, non serve utilizzare l'app.
assolutamente. Se invece si vuole, attraverso l'app, ecco perché avevo tirato fuori il telefonino, si può ascoltare anche l'audiolibro letto dall'autore, oppure vedere un video, l'autore che presenta il proprio libro, conoscerlo, oppure una gallery fotografica legata ad esempio a dei contenuti di questo libro, cioè tutti quegli approfondimenti, quelle potenzialità che la tecnologia ci dà e che il libro di carta non era in grado di avere. Ma non per sostituire il libro di carta, ma per dargli uno strumento, un mezzo per vincere la competizione con l'ebook che, ai noi, come facciamo a regalare un ebook? Tesoro, ti ho regalato un ebook. No, non me la vedo questa cosa. Bene, allora il nostro tempo sarebbe scaduto, però se c'è qualcos'altro che vuol dire, non so. No, io voglio che non le ho chiesto. Voglio solo dire una cosa che per secondo me è importantissima. Non abbiamo più vecchi in casa editrice. Vogliamo solo più? Vecchi. Vogliamo solo giovani. 2 bastano, io e mio fratello siamo più che sufficienti. Lo spirito, oltre che la conoscenza anche del mondo giovanile, ma soprattutto l'entusiasmo, la carica, la voglia di raggiungere gli obiettivi che hanno i giovani, basta parlare male dei giovani, che sembra quasi che veramente... Cioè, ma chi si sogna di parlare male dei giovani? Nessuno di noi. Io mi incavolo, si può dire mi incavolo, sì, come no, quando sento le persone dire il futuro è dei giovani. No, è il presente che deve essere dei giovani, il futuro è dei giovani, perché in futuro i giovani saranno vecchi, allora è comodo dire che il futuro è dei giovani. No, bisogna fare in modo che il presente diventi dei giovani. Noi abbiamo una collana editoriale che si chiama Troppo giovani per non scrivere e ospita racconti lunghi, romanzi brevi, opere di giovani fino ai 25 anni. È bello vederli, è bello lavorare con loro e soprattutto mi aspetto da loro, anche grazie a queste opportunità che danno gli strumenti di questo tipo, un giorno di svegliarmi, di andare in casa editrice e di trovare un giovane che mi dice: ho avuto un'idea di un nuovo modo di scrivere un libro. Questa sarebbe la cosa più bella. Grazie Prego. Andrea. È veramente travolgente. Andrea Mazzanti ci ha veramente comunicato la sua passione e anche l'abilità nel comunicarla, insomma. Gli studi di giurisprudenza penso che abbiano avuto un ruolo, no? Nella capacità oratoria che ho trovato molto efficace, mi ha veramente ammaliato e preso. Io lo ringrazio moltissimo di essere venuto da noi, di averci raccontato il suo lavoro e anche le prospettive, anche le riflessioni, come è arrivato a certe scelte, ho trovato molto interessante. E Andrea, volevi dire qualcosa? No, il nostro presidente no. E niente, io vi do appuntamento fra 2 venerdì con Amos Edizioni e vi parleremo anche un po' di più di poesia. Quindi grazie a tutti, grazie dell'attenzione, dell'ascolto e alla prossima. Ci rincontreremo sicuramente. Grazie. Grazie.